È la volta di Leonardo Sciascia e dunque della sua Racamuto. Prosegue il viaggio del Festival della Strada degli Scrittori, una manifestazione itinerante che ripercorre tappa dopo tappa i luoghi che hanno dato i natali e poi ispirato i big della letteratura siciliana. Ricco di emozioni e sapori anche il weekend racalmutese, dopo l'inaugurazione della mostra fotografica Andrea Camilleri Vigate, lo sbarco degli alleati sulla strada degli scrittori di Calogero Conigliaro, svariati gli argomenti e i talk letterari. A legare le iniziative come quasi un unico filo conduttore invisibile Leonardo Sciascia e i temi a lui cari, dunque il recupero della memoria e l'impegno sociale. Poi cena spettacolo curato da Totò Collura, rigorosamente con menù racalmutese. Un'esperienza gustosa ed emozionante, arricchita dalle letture ed interpretazioni di passi dell'opera sciasciana, degli attori della Casa del Musical, diretta da Marco Savatteri, con la partecipazione del giovane attore romano Giuseppe Orsillo. La prossima cena letteraria sarà dedicata al premio Nobel Luigi Pirandello. Sarà in programma il 1° giugno ad Agrigento al Ginger People Food in via Empedocle, una cena spettacolo che promette tante sorprese.